Il granchio blu costituisce un tema che continua a rimbalzare da media a media, da ufficio a ufficio, rendendo impossibile non dedicargli spazio. Nei giorni scorsi ci avevano informato con rammarico che nessuna risorsa era stata destinata per quella che sembra essere la pestilenza del 2023. Ieri l'onorevole eurodeputata Conte ci ha informato che la Regione Veneto ha approvato con un apposito emendamento all'assesto di bilancio 530.000 euro da destinare all'ittico, 80.000 di questi destinati a provvedimenti per sanare problematiche urgenti dovute al proliferare di granchi blu. Di ciò Conte ringrazia il presidente Zaia, gli assessori Corazzari e Calzavara e il Consiglio regionale. Nel frattempo il distretto di pesca nord Adriatico, che comprende le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ha approvato alcune richieste indirizzate al Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di cercare di arginare la situazione che si sta creando a causa della natura fortemente predatoria di questa specie invasiva, che unita a una crescita demografica esponenziale sta provocando situazioni pregiudizievoli sotto numerosi aspetti: economico, sociale, ambientale e sanitario. Tra le richieste approvate, la convocazione urgente di un tavolo per adottare misure efficaci, verificare se è possibile approvare lo stato di calamità, dare un accesso facilitato al credito per le aziende che stanno subendo danni, trovare il modo di tutelare la biodiversità delle altre specie e cercare strategie per limitare la crescita della specie aliena, permettere agli acquacoltori la cattura e la vendita dei granchi come strumento di difesa della propria produzione e cercare di incentivare il consumo alimentare del granchio blu. Gli acquacoltori stanno annotando i comportamenti dei granchi e il loro mutare a seconda degli sbalzi di temperatura o il loro cambiare abitudini. Come si dice sempre, guardiani del mare, in questo caso della laguna. Anche il loro contributo nella lotta al granchio blu può rivelarsi fondamentale.